Finita la campagna elettorale ma non le polemiche tra l'onorevole Di Mauro e l'ex sindaco Firetto, mentre tra i consiglieri diventerà bellissima, riconteggiando i voti c'è un sorpasso, il secondo dopo Alongi non è Zicari ma tutto lo mondo. L'Italia è in semi-lockdown, montano le proteste, interi settori penalizzati e non sono quelli in cui si sono verificati i maggiori contagi. Volontari ripuliscono parco al villaggio Mosè, Lions donano un canestro a una chiesa di Favara. Risultati e classifiche dopo le ultime partite di eccellenza e promozione. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. È finita la campagna elettorale ma non le polemiche. Il deputato regionale Roberto Di Mauro è stato al centro del dibattito per tutta la campagna elettorale ed uno dei suoi vincitori politici è sicuramente lui, non solo perché il suo candidato è il nuovo sindaco di Agrigento, ma soprattutto perché ha preso un centrodestra frammentato e lo ha portato alla vittoria. Oggi ha convocato la stampa per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa oggi del vicepresidente della regione, onorevole Roberto Di Mauro, che ha voluto fare delle precisazioni in merito alla campagna elettorale e del suo svolgimento, in particolare sul comportamento dell'avversario, che a sua detta ancora non ha accettato la sconfitta. A Firetto, ha affermato Di Mauro, non è andato giù il 37% che il nostro candidato Miccichè ha ottenuto come risultato elettorale e che la città ha voluto il cambiamento dopo 20 anni di amministrazioni che si sono susseguite. L'onorevole Di Mauro ha citato alcune delle responsabilità di Firetto, che non avrebbe partecipato a numerosi bandi pubblici, come ad esempio quelli relativi ai fondi per l'istruzione, a quelli energetici, alla rete idrica, ai 25 milioni messi a disposizione dalla regione, che si potevano utilizzare, ai fondi relativi ai servizi sociali. Per Di Mauro Firetto è stato un sindaco accentratore, tanto che gli assessori uscenti non hanno avuto un buon apprezzamento elettorale. Di Mauro ha anche parlato dell'alleanza di Firetto con l'onorevole Pullara, un parlamentare nascosto che non si è fatto vedere in città durante la campagna elettorale per i motivi che ben sappiamo. Poi l'accenno alle 5 liste, più fumose che corpose, in quanto in tanti candidati hanno preso pochi consensi e liste non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%. Di Mauro ha anche messo il dito sul fatto che persone vicino a Firetto lo citavano per cose giudiziarie del suo passato, che sono andate ormai chiuse e archiviate da tempo. Anzi, ha ribadito Di Mauro che lo stesso Firetto è interessato a vicende giudiziarie in corso, come quella del Castello e del buco finanziario a Porto Empedocle, dove ci sono ancora delle inchieste aperte. Poi si è discusso sul controllo severo che lo stesso farà come consigliere di opposizione. Il controllo esiste, ha ribadito Di Mauro, non c'è un controllo più severo o meno. Se da un lato noi eravamo in silenzio perché non volevamo trasformare la campagna elettorale in uno scontro personale tra il sindaco e Firetto, tra me e Firetto, perché avevamo da perdere noi e non certamente il sindaco uscente, dall'altro si sono tirate in ballo una serie di cose, come per esempio la storia delle somme utenze, che ha del ridicolo, che non sono state tirate in ballo dall'ex sindaco ma dai suoi amici che a vario titolo, direttamente o indirettamente, hanno rapporti col comune di Agrigento, dimenticando che il loro candidato a sindaco è in questo momento sotto inchiesta per abusivismo e per i conti del comune di Porto Empedocle. Cioè due cose che non sono assolutamente in sintonia con il ruolo di sindaco. Avrebbe fatto meglio a non candidarsi, e lo diciamo ora dopo la campagna elettorale. Sono stati anche dei tentativi di accordi politici dell'ultima ora? Sì, ci sono stati degli incontri che sono stati fatti con uno spirito negativo per tentare di bloccare l'attività del Consiglio Comunale di Agrigento. L'ex sindaco non avrebbe lasciato addirittura la documentazione al sindaco entrante, sì, questo lei insomma è stato certo, molto chiaro. Sì. No, ma questo è un suo obbligo politico, morale. Lui che si sente e si definisce un cittadino meritevole del più alto livello di civismo, ha il dovere di consegnare per iscritto una relazione sullo stato dell'arte dell'amministrazione comunale, non solo finanziaria, ma anche sullo stato di degrado delle scuole, della viabilità, per esempio perché ha messo i segnali nelle strade
laddove ci sono buche perché nessuno possa più prendere la bicicletta o il motore, quanto sarebbe costato l'intervento per riparare le buche invece di impedire ai cittadini di circolare liberamente come ritengono. Sono tante cose alle quali il sindaco deve rispondere. Ecco, la situazione finanziaria in questo senso? Non la conosciamo, non abbiamo idea. Io credo che il sindaco è seduto su una polveriera attuale. Lui dice che è tutto a posto, ha riparato tutti i debiti, non credo che sia così. C'è di fatto una legislazione nazionale che ha stabilito a seguito del decreto legislativo 118 del 2011 che un debito ad oggi si può pagare in 30 anni. Ma questo non significa avere tolto il debito. Come vede lo diciamo dopo le elezioni, non lo diciamo durante le elezioni. Centrodestra Unito inizierà e continuerà la sua presenza al Comune? Assolutamente sì, avevamo detto durante la campagna elettorale, prima ancora di presentare le liste, che questa prima fase era una sorta di primaria tra tutti noi. E avevamo stabilito in un incontro che avevamo fatto con i parlamentari, non solo di Agrigento, ma era presente anche il Presidente Miccichè che ci ha tenuto ad essere presente, che avremmo utilizzato questo primo turno per comprendere chi era colui il quale potesse arrivare al ballottaggio per confrontarci e unirci subito dopo. E così abbiamo fatto, perché questo era l'impegno. Ci siamo divertiti qualche giorno a dare conto a qualcuno che voleva imbrigliare il nuovo sindaco. L'opposizione severa annunciata dall'ex sindaco vi preoccupa? Ma guardi, io non sarò consigliere comunale, il controllo severo diciamo che è un aggettivo in più che mette l'ex sindaco. Il controllo, dice la legge, è controllo. Non esiste un controllo severo, questo è nella sua mente perché deve sempre praticamente pensare a qualche cattiveria contro l'amministrazione comunale. Invece di dire io ho perso l'elezione, bene, ha vinto il dottore Miccichè, si faccia avanti. Noi non siamo preoccupati per le carte e lo faremo in maniera severa se lui non consegnerà le carte e tutto ciò che riguarda. Credo che sia un'omissione di atti d'ufficio. Questa città va riqualificata soprattutto in quelle che sono, non so, cito un esempio che sembrerà strano, lo stesso marciapiede della Via della Vittoria, per non parlare di ciò che è lo stato di Villa Seta, ciò che è lo stato del villaggio Mosè. Non abbiamo la bacchetta magica, non abbiamo nemmeno i progetti e lo vorremmo sapere nella relazione che l'ex sindaco di Agrigento dovrà consegnare al dottore Miccichè, attuale sindaco, sullo stato dei progetti che ci sono al Comune di Agrigento. Abbiamo trovato un silenzio assordante che mette in difficoltà, o meglio ancora, vuole mettere in difficoltà il signor sindaco attuale. E dalle 15:40 potrete seguire l'integrale della conferenza stampa convocata dall'onorevole Di Mauro. Arriva immediata la replica dell'ex sindaco di Agrigento Lillo Firetto che scrive: nel pieno di un'emergenza sanitaria ed economica della città e del paese, Di Mauro, vincitore indiscusso di queste amministrative, si prende la briga di convocare una conferenza stampa nella quale, con una sorta di ossessione nei miei riguardi, si lascia andare a libere e fantasiose ricostruzioni sia sulla campagna elettorale appena conclusa che perfino su vicende giudiziarie che lo riguardano e di cui non mi sono mai occupato. Le elezioni amministrative si sono concluse, così come la campagna elettorale. Ancora prosegue Firetto: ho augurato al sindaco e alla giunta un buon lavoro. Ora governino la città. Strano che Di Mauro parli di ruolo di opposizione e di sua estraneità alla città, visto che ha governato e continua a governare sulle istituzioni e in particolare sulla sanità agrigentina da vecchio uomo di potere, dice Firetto. Non intendo farmi trascinare in questo vortice di accuse, sarò vigile consigliere d'opposizione, ma visto che la sua conferenza sull'esito del voto mi tira in ballo personalmente, ci sarà tempo, prosegue Firetto, per rispondere con gli stessi mezzi, come è giusto che sia, soprattutto su fatti che mi riguardano in cui mostra ignoranza in materia giuridica, oltre che scarsa conoscenza dei fatti. Il tempo dei caffè e delle chiacchiere da bar è finito, conclude Firetto.
Ribaltone all'interno del Consiglio Comunale di Agrigento, dove l'assessore Gianni Tuttolomondo, candidato anche alla carica di consigliere in quota diventerà Bellissima, ha ottenuto 257 preferenze, superando di appena 5 voti Roberta Zicari, ferma a 252 inizialmente, seconda eletta dietro Claudia Longi. La conferma arriva questa mattina dall'ufficio elettorale, dove si sono concluse le operazioni di verifica dei voti. Diventerà Bellissima, che ha deciso di apparentarsi con Franco Micci, che ha ottenuto 2 seggi, prima eletta Claudia Longi seguita da Roberta Zicari. Questa mattina però l'ufficialità dei conteggi: Gianni Tuttolomondo, inizialmente terzo, ha superato Zicari ottenendo 5 voti in più. Adesso bisognerà capire cosa succederà e tutto dipende dallo stesso Tuttolomondo, che è sicuro di un posto in giunta e che probabilmente a breve riceverà la delega all'ambiente e all'urbanistica. Se lascerà il posto Roberta Zicari entrerà in consiglio comunale, non escluso però che Tuttolomondo mantenga sia la carica di consigliere comunale che quella di assessore. Nuovo DPCM, cosa si può fare e non fare da oggi nell'Italia del semi-lockdown. Carmelo Lentini. Pensa che un po' in tutti i territori della nostra penisola la diffusione del contagio e anche lo stress che ne consegue sul sistema sanitario nazionale hanno ormai raggiunto livelli preoccupanti. L'indice RT, che come sapete segnala il numero medio di infezioni che vengono trasmessi da ogni malato, ha raggiunto la soglia critica di 1,5. L'elevato numero di persone positive al Covid ieri ha sfiorato la misura di 20.000 persone. Questo rende anche sempre più difficoltose le medesime operazioni di tracciamento. Il Governo si è dato un obiettivo chiaro: vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica. Solo in questo modo, infatti, riusciremo a gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti. Gestire la pandemia significa permettere al nostro sistema sanitario di offrire una risposta efficiente, garantire cure, ricoveri adeguati a tutti i cittadini. Significa anche scongiurare un secondo lockdown generalizzato, come quello che è accaduto e avvenuto in primavera. Il Paese non può più permetterselo. E significa anche tutelare la salute, ma al contempo preservare l'economia. Dobbiamo evitare, infatti, di ritrovarci nella condizione di dover scegliere tra l'una o l'altra. Dobbiamo fare il possibile per proteggere insieme la salute e l'economia. Di qui la necessità di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle sin qui applicate. Il Premier Giuseppe Conte ha firmato e illustrato le misure nel corso di una conferenza stampa da Palazzo Chigi. Il provvedimento sancisce di fatto un lockdown parziale dell'Italia e, secondo medici di base e medici ospedalieri, è l'ultimo tentativo. Se le misure non funzioneranno, il lockdown sarà inevitabile. Queste le misure principali previste dal DPCM. Didattica a distanza per le scuole superiori anche al 100%, chiusura alle 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie, poi stop a palestre, piscine, sale di teatro e cinema. A differenza della prima bozza, i locali potranno però stare aperti la domenica, come richiesto dai governatori. Le nuove misure saranno in vigore da questo lunedì. Le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, sono consentite dalle 5 del mattino sino alle 18 del pomeriggio. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti d'orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati. Nelle scuole superiori sarà possibile portare la didattica a distanza, anche al 100%. Adesso a decidere dovranno essere le autonomie scolastiche e saranno i presidi a decidere la quota di DAD. Da questa cifra vanno salvaguardati gli alunni e la disabilità e i BES, ovvero i bisogni educativi speciali. Stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse, stop a palestre, piscine, centri benessere e centri termali.
sospese anche le feste dopo i matrimoni. Il DPCM prevede la chiusura degli impianti sciistici. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, gli impianti sono aperti agli sciatori però amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato Tecnico Scientifico, rivolte ad evitare aggregazione di persone e in genere assembramenti. La versione definitiva del DPCM raccomanda fortemente di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici e oppure privati, salvo che per esigenze lavoratori, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Rispetto all'ultima bozza, tuttavia, salta la specifica secondo cui era raccomandato di non spostarsi dal comune di residenza, domicilio o abitazione. E il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, pungola il governatore Conte. Vediamo. Coniugare il diritto alla tutela della salute dei siciliani e al tempo stesso evitare di creare danno al sistema economico della nostra isola. E questa è la filosofia alla quale è improntata la mia ultima ordinanza, emessa sentito il Ministro per la Salute, d'accordo con l'assessore regionale per la salute, l'avvocato Razza, e soprattutto dopo aver preso atto della verbale del Comitato Tecnico Scientifico che ci richiama alla responsabilità e soprattutto all'attenzione per il diffondersi del virus negli ultimi giorni nella nostra isola. Dire che siamo in una condizione di particolare emergenza, come purtroppo lo sono altre regioni del sud e soprattutto del nord, sarebbe sbagliato, ma dire che stiamo tranquilli sarebbe altrettanto sbagliato. Siamo in una condizione che impone a ciascuno di noi di fare la propria parte. Vedrete che l'ordinanza è abbastanza elastica, ma al tempo stesso segue la linea della fermezza e del rigore. Se ognuno farà la propria parte, se ognuno farà il proprio dovere, potremmo evitare di ricorrere ad altre misure che non saranno dettate dalla volontà della politica. La politica arriverà dopo, il governo arriverà dopo. Sono i numeri del contagio, dei positivi e dei ricoverati in terapia intensiva che decideranno quali saranno le misure dei prossimi giorni e delle prossime settimane, non soltanto in Sicilia ma anche e soprattutto, vorrei dire, a livello nazionale. Ecco, noi stiamo monitorando la situazione giorno dopo giorno. La comunità siciliana deve stare certa che il governo farà, come ha fatto finora, tutto quello che sarà necessario fare, innanzitutto per tutelare la salute e poi per evitare che si debba determinare la paralisi completa che abbiamo tristemente conosciuto nei mesi di marzo, di aprile e di maggio. Restiamo uniti, evitiamo le polemiche. Siamo in guerra e quando si è in guerra bisogna avere necessariamente lo spirito di sacrificio per rinunciare a qualcosa. Penso agli imprenditori che ancora hanno le ferite sanguinanti per quello che hanno dovuto superare nei mesi passati. Penso alle famiglie che erano povere e che sono diventate sempre più povere. Penso alla gente dal carattere fragile, che sembra essere in preda alla disperazione, ad un costante e ormai incontenibile stato d'ansia. Penso alle fasce più deboli, ai fragili, agli anziani. Penso alle famiglie che hanno perso un loro caro. Siamo quasi a 400 in Sicilia. Ecco, io vi sono vicino, vi è vicino il governo regionale, vi è vicino il sistema sanitario regionale.
con i limiti che ci portiamo dietro, ma anche con tanta buona volontà per poter recuperare le cose che non sono state possibili e per fare tutto quello che è necessario fare nella nostra disponibilità. Abbiamo acquistato tamponi, abbiamo mobilitato migliaia di operatori sanitari, stiamo ampliando il numero dei posti letto nei nostri ospedali, compresi quelli per la terapia intensiva, e speriamo di non averne bisogno. Insomma, abbiamo il dovere di guardare ai prossimi giorni e alle prossime settimane con uno stato d'animo non di ansia, ma improntato alla speranza, pur nella necessaria prudenza e cautela, perché da questa nostra condotta individuale e collettiva dipenderà essenzialmente il diffondersi del virus. Guardiamo avanti con fiducia, quindi, e siamo ossequiosi delle norme che sono state concordate, tenendo conto del cuore e della ragione. Di Agrigento, Franco Miccichè interviene sulla situazione dei contagi e anticipa alcuni interventi all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Vediamo. Mi pare doveroso informare la mia cittadinanza sulla condizione attuale dell'emergenza da Covid-19. Oggi non abbiamo avuto finalmente nessun aumento dei casi positivi. 26 erano ieri, 26 sono pure oggi, e rimane sempre un paziente ricoverato presso il nosocomio di Caltanissetta. Ho incontrato i vertici dell'ASP, ho voluto capire l'organizzazione dell'ospedale. Abbiamo 28 posti di Covid-19 presso l'ospedale di Agrigento, c'è una zona grigia che a breve verrà debellata perché con l'avvento dei tamponi rapidi non occorrerà più. Abbiamo poi un intero ospedale, l'ospedale di Ribera, che sarà dedicato esclusivamente alla positività del Covid-19, dove lì ci saranno 40 posti letto di degenza ordinaria, 10 di terapia intensiva e 10 di terapia subintensiva. Per quanto riguarda il nosocomio di Agrigento, già ho preso anche accordi sia con i vertici dell'ASP, ma anche con l'assessorato regionale alla sanità, perché intendo immediatamente impegnarmi per la realizzazione del cotanto desiderato reparto di malattie infettive. Reparto di malattie infettive che si deve realizzare nel nosocomio di Agrigento, perché l'ospedale di Agrigento San Giovanni di Dio è un ospedale provinciale e quindi è impossibile che un ospedale provinciale sia privo di un reparto così importante. Per quanto riguarda poi sempre l'emergenza da Covid-19, ho già preso contatti con l'assessorato regionale e ho richiesto la consegna di tamponi rapidi per poter sottoporre quasi tutta la cittadinanza, per poter in tempi brevissimi avere uno screening di massa e capire in effetti l'andamento dei contagi. Per quanto riguarda poi il pronto soccorso di Agrigento, già mi sto impegnando per capire le dinamiche e la funzionalità del pronto soccorso. Già ho preso contatti con i vertici del 118, abbiamo congiuntamente programmato la realizzazione, e spero in tempi brevi, di un box di recupero dove le ambulanze che hanno portato il paziente, lo hanno consegnato alla strage sanitaria, non devono rimanere per mezz'ora, a volte anche quasi un'ora, in attesa che il paziente venga, tra virgolette, collocato in qualche reparto, ma possono immediatamente, appena il paziente scende dall'autoambulanza, far risalire dentro l'autoambulanza un'altra barella proprio detta di recupero in sostituzione, e così può ripartire immediatamente per un altro intervento, senza quindi spazi morti. Questo è quello che io nell'immediato sto facendo dal punto di vista sanitario per la mia città. Per il resto mi sembra doveroso anche fare questa piccola puntualizzazione. Sono stato accusato di non parlare molto, di non parlare tanto, di non avere dimestichezza con i social. Sì, è vero, io non ho dimestichezza con i social, però io a volte penso che meglio poche parole e più fatti. E gli assessori alla cultura sono contro la chiusura di cinema e teatri, montano le proteste e diversi operatori del settore scendono in piazza. Ci sono i nostri servizi.
La chiusura dei cinema e teatri non piace a nessuno, quasi. I dati sui contagi dicono che sono tra i luoghi più sicuri e le ricadute sul settore rischiano di essere devastanti. Gli amministratori locali protestano, in particolare gli assessori alla cultura, una posizione già espressa dai diversi assessori regionali dello Stivale che firmano una lettera appello al governo chiedendo la riapertura di questi centri di cultura, definendone la chiusura del tutto ingiustificata. Primo firmatario il vice sindaco e assessore alla crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, sottoscritta dagli assessori alla cultura Filippo Del Corno, Milano, Eleonora De Maio, Napoli, Barbara Grosso, Genova, Francesca Paola Leon, Torino, Matteo Lepore, Bologna, Paola Mar, Venezia, Paolo Marasca, Ancona, Ines Pierucci, Bari, Paola Pirò di Cagliari, Tommaso Sacchi, Firenze. La lettera è indirizzata anche ai ministri Dario Franceschini, Nunzia Catalfo, Stefano Patuanelli. La misura assunta, è spiegato, colpisce il settore produttivo italiano che più di ogni altro ha saputo adottare misure efficaci e responsabili nel contrasto alla diffusione epidemica da Covid-19. I luoghi più sicuri del paese, insieme a musei, spazi espositivi e altri luoghi della cultura mantenuti aperti dal decreto. Il settore dello spettacolo, inoltre, è uno dei più rilevanti settori produttivi italiani. Siamo consci, dicono, del fatto che nuove misure restrittive siano senza dubbio necessarie per contrastare la recrudescenza del virus nel nostro paese. Tuttavia riteniamo necessario portare alla vostra attenzione che la misura appena assunta produrrà effetti economici disastrosi e soprattutto priverà i nostri concittadini di un importantissimo strumento di condivisione e riavvicinamento sociale. Per questo consideriamo opportuna e necessaria una revisione di questa disposizione al più presto affinché teatri, cinema e sale da concerto possano riaprire prima del termine di efficacia del decreto, soprattutto se le analisi di tracciamento del contagio delle ultime 2 settimane confermeranno la bassa o nulla incidenza dei luoghi dello spettacolo nella diffusione pandemica. Chiediamo poi, nelle more della riapertura delle sale teatrali, cinematografiche e da concerto, un'immediata attivazione di ammortizzatori sociali concreti ed efficaci per tutte le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo, con particolare attenzione ai soggetti professionali la cui attività è caratterizzata da intermittenza, occasionalità e precarietà, che abbia corso e validità a partire già da questo lunedì 26 ottobre. Libertà! 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 Uno Stato che usa una pandemia che è già stata comunque evidenziata, che poi si possa credere o non si possa credere. Certo, scusate, un dubbio sorge, permettetemi, il dubbio sorge perché fra tutti questo si chiama terrorismo sanitario, che noi ormai non possiamo più vedere un telegiornale che la prima cosa che si sta fuori è i morti per Covid. Questo cosa causa alla gente? Paura. Se noi mettiamo nella mente delle persone la paura della morte, la rendiamo schiava. Un governo fatto da persone che amano l'Italia non ti chiude le attività, perché la colonna portante dell'economia italiana non sono gli stipendiati, signori miei, siamo noi che lavoriamo, noi che attendiamo la mattina, noi che apriamo i negozi, noi che siamo esercenti commerciali. Non facciamoci impaurire, noi siamo persone civili e soprattutto io chiedo alla popolazione catanese di non avere paura, di scendere a manifestare pacificamente il proprio dissenso. Siamo qua perché siamo stanchi, perché la prima volta abbiamo sostenuto veramente, economicamente, mentalmente il primo lockdown, ma il secondo, caro governo, basta! Nessuno di noi è venuto qui con intenzioni bellicose, assolutamente. La manifestazione era nelle intenzioni, è e resterà una manifestazione pacifica di solidarietà verso tutti voi, perché io ci metto la faccia, sono un padre di famiglia che ha lasciato a casa sua moglie e 3 figli
per venire qua. Ho la fortuna che magari molti di voi non hanno di avere un posto fisso a tempo indeterminato. Io capisco perfettamente quello che state passando, perché io dopo che faccio i turni di notte in fabbrica e c'ho un giorno libero come oggi, voglio avere il diritto di prendere la mia famiglia e sedermi in uno di questi tavoli a bermi un qualcosa, a mangiare qualcosa. Questi non sono provvedimenti di contenimento al contagio, questi sono provvedimenti che devastano totalmente strati della nostra società, gente che ha scelto di fare un'attività, si sacrifica. Io sono vicino a tutti i commercianti, a tutti gli operatori della ristorazione, dell'intrattenimento, del trasporto, di tutti i servizi che si svolgono nell'indotto del turismo, ma tutti i lavoratori di qualsiasi categoria, che siano essi imprenditori, commercianti e che svolgono qualsiasi attività. Le nostre famiglie sono in ginocchio da parecchio tempo. Rivoluzioni del nostro paese sono proprio incominciate dalla Sicilia, è la storia che lo insegna. E allora che la Sicilia inizi insieme anche al suo sindaco, se vuole stare a fianco dei problemi della città, perché in questo momento non abbiamo bisogno di altri sceriffi che dettano regole e che ci impongono ulteriori limiti, perché lo sappiamo che esiste questo virus, dobbiamo solo sottostare a determinate regole che ci hanno indotto loro, che ci hanno chiesto loro di fare. Diciamo in questa Messina che ho una pizzeria da 15 anni, soprattutto notturna, visto che sono un campione, giudice di gara, faccio io scuola pizzaioli, giustamente giravo anche l'Europa, adesso purtroppo sono costretto a rimanere a Messina e per giunta chiuderemo, anche quando è stato il primo lockdown abbiamo chiuso per 3 mesi. Ora si ripete di nuovo, perciò ecco, la crisi è ancora doppiamente, diciamo, dannosa a tutte le imprese. E cosa significa per una pizzeria, per un locale, chiudere alle 23 o a mezzanotte? Perché non è sufficiente? Vabbè, non è sufficiente per alcuni in cui hanno una pizzeria che chiudono a mezzanotte, per loro va bene, io sono contento. Io viceversa, esattamente 15 anni fa ho portato la pizzeria notturna, perciò posso dire che sono stato il primo a portare la pizzeria notturna a Messina per agevolare i giovani, ecco, per fare una cosa diversa, diciamo, dal lavoro abituale che c'è a Messina, e funzionava, diciamo, fino a marzo, quando c'è stato il primo lockdown. Ora si ripete, giustamente siamo in ginocchio perché avevi tutta quella clientela notturna che veniva in pizzeria ed è un grandissimo danno a livello economico anche per i ragazzi che lavorano nella mia struttura di Pizza World Messina. Il film dalle 23 è relativo, il problema non è l'orario, il problema è che si fa terrorismo mediatico, quindi noi già abbiamo smesso di lavorare da tempo. Quindi tolto il periodo transitorio estivo dove la popolazione aveva l'illusione, un po' per il caldo, un po' perché eravamo all'aperto, noi abbiamo continuato a crederci, ma ormai non c'è più né la voglia di continuare, neanche la capacità economica, perché è chiaro che non si può sempre integrare in un'azienda che ha dimostrato di continuare a investire in servizi da quando siamo cresciuti. Quindi io ritengo che in questo momento per me l'orario non è una sorpresa, né qualcosa che mi ha colto alla sprovvista, ma sicuramente penso che è un percorso che si conclude, perché questa sarà l'ennesima mazzata. Noi non riusciamo a lavorare, noi siamo fermi da febbraio, abbiamo riaperto a stento e ci hanno richiuso subito, nessuno ci ha ristorato, per questo io ho questo cartello, perché non abbiamo avuto nessun riscatto da parte di nessuno, e se non mi vestivo così oggi, che è il mio abbigliamento per fare le feste, sicuramente Conte non mi avrebbe neanche notato. Io spero che arrivi al Presidente questo messaggio, che noi, caro Conte, esistiamo e noi non siamo festa, noi siamo famiglia. Per
controllare che la sua piazza di spaccio fosse sicura e protetta aveva anche installato un vero impianto di videosorveglianza. I militari dell'Arma hanno arrestato un riberese di 52 anni. L'uomo LD, queste le iniziali, spacciava cocaina direttamente dalla sua abitazione. I carabinieri della tenenza di Ribera avevano notato un grande via vai più che mai sospetto. A protezione dell'attività di spaccio, il 52enne aveva installato ben 9 telecamere per riprendere qualsiasi movimento sospetto. I militari dell'Arma hanno deciso di eludere la sorveglianza, dando vita ad un finto trasloco. I carabinieri, dopo aver fatto irruzione, hanno sequestrato 700 euro in contanti, 15 grammi di cocaina già pronte per essere vendute. I militari dell'Arma hanno arrestato il 52enne sottoposto a regime degli arresti domiciliari, sequestrato anche l'impianto di videosorveglianza. 30 chilometri in marcia per la libertà delle famiglie dei pescatori sequestrati. C'è il servizio. Una marcia di 25 chilometri da Albano Laziale fino a Montecitorio per puntare riflettori sul caso dei 18 pescatori di Mazzara del Vallo fermati e trattenuti in Libia ormai da settimane. Sono una decina gli armatori, familiari e simpatizzanti che si sono messi in cammino con un'unica destinazione, meta, forte metafora del raggiungimento quanto prima della liberazione per i 18 marittimi in ostaggio. In mano ed addosso in segno di protesta hanno cartelli e magliette riportanti frasi che alludono ad una libertà da quasi 2 mesi violata. Da oltre 50 giorni non abbiamo notizie di loro, spiega al telefono all'Ansa Marco Marrone, armatore di uno dei 2 pescherecci sequestrati. Sappiamo che lo Stato sta lavorando, ma ci serve la vicinanza delle istituzioni. Chiediamo in particolare al ministro Di Maio di starci vicino, di darci conforto. È stata una protesta pacifica, silenziosa, contro le mancate risposte delle istituzioni sulle condizioni dei marittimi. Con noi ci sono mogli, madri, figlie, mentre a Mazzara, dagli stessi giorni in cui noi ci siamo messi in presidio fisso a Montecitorio, altri non si muovono da sotto il comune. Da 35 giorni dormiamo in tenda davanti al Parlamento, continua l'armatore. Tra noi c'è una signora di 74 anni, le figlie, ventenni, 2 marittimi. Siamo in una situazione assurda. Dopo 55 giorni non abbiamo ricevuto nemmeno una pacca sulle spalle dal nostro governo. Non è mai sceso nessuno a darci conforto, a proporci una sistemazione, a dirci di non stare al freddo, a digiuno, a rassicurarci con risposte più concrete, dirette, a darci una parola di conforto. Il nostro caro ministro, continua Marrone, non si è preoccupato mai una volta di passare da noi e dire di andare via e proporci un contatto diretto. Ci sarebbe bastato anche questo, ma non c'è stato e noi continueremo finché non verranno rilasciati i nostri pescatori. Il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, ci ha ricevuti il 29 settembre, un mese fa, insieme al presidente Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Ci hanno rassicurato che stanno bene. Ho chiesto personalmente al premier se avesse una prova, se avesse visto o sentito i nostri marittimi in Libia. Ha detto di no, ma poteva assicurarci delle informazioni che hanno, che stanno bene. Mi ha anche guardato negli occhi promettendomi li riporteremo a casa sani e salvi, pescherecci e pescatori. Le famiglie dei pescatori lamentano il fatto che nessuno delle istituzioni, nessun funzionario né della presidenza del Consiglio e neppure della Farnesina mantengano con loro un contatto costante. Siamo veramente delusi, dicono. La trattativa è complessa, lo capiamo, ma nessuno ci tiene informati delle condizioni di detenzione. Nessuno si sta adoperando per un contatto diretto fra le famiglie e i pescatori e la disperazione intanto cresce. Da qualche giorno, per l'ennesima volta, la spiaggia di Porto Empedocle è stata invasa dalle fogne. A lanciare un nuovo allarme l'associazione ambientalista Mare Amico. Il torrente Re continua, ha nuovamente vomitato in mare un fiume di acque nere a seguito del blocco della centralina di sollevamento, e dire che ci avevano spiegato a seguito degli ultimi lavori che questo non sarebbe più potuto accadere, e invece è successo. Il problema del torrente Re, che arriva appunto a sfociare su una delle spiagge più rinomate di Porto Empedocle, risale ormai ad alcuni anni addietro, prosegue Mare Amico. La parola fine sembrava fosse stata messa proprio grazie a dei lavori di adeguamento che però a questo punto non sarebbero stati sufficienti per evitare nuovi danni all'ambiente. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto.
Volontari bonificano il parco di Alice, il comune preannuncia maggiore attenzione alla zona del villaggio Mosè ad Agrigento. Arturo Cantella. L'associazione Ragazzi della Trinacria di Agrigento, in collaborazione con la cooperativa sociale sanitaria Delfino, hanno attenzionato nella giornata di domenica, grazie a un nutrito numero di volontari ed extracomunitari che hanno ripulito la zona del villaggio Mosè, denominata il Parco di Alice, un luogo che originariamente doveva essere di aggregazione per i giovani e nonne e che invece nel tempo è diventato un posto dove si depositano i rifiuti. Le opere di abbellimento, pulizia del parco, rifacimento delle strisce del campo di calcetto, di basket, dipinto alle tribune, tutte cose fatte dai volontari, un gesto encomiabile che l'amministrazione di Miccichè ha voluto condividere insieme ai neoassessori della sua giunta, che hanno voluto assistere personalmente all'opera, e chiamato anche l'azienda che gestisce il servizio di raccolta a pulire la zona. Il sindaco inoltre chiederà al prefetto maggiori controlli nell'area in oggetto e appena si potrà si installerà anche un impianto di videosorveglianza. Abbiamo fatto un'attività di bonifica al Parco Alice, un parco che è al centro del villaggio Mosè, molto a cuore alla popolazione, che sfortunatamente per via di un motivo o un altro è stato vittima di incuria. Abbiamo restaurato quasi tutto il campetto, a parte le porte per una questione economica però, abbiamo ridipinto le gradinate, le porte e faremo anche i muretti a breve. Abbiamo scerbato, raccolto spazzatura, anche perché questo casale che era adibito come isola ecologica è stato sfruttato come magazzino di rifiuti. Infatti ne abbiamo trovati alcuni addirittura con larve, insomma niente di positivo. Abbiamo ripristinato il campetto da basket che prima non era agibile per via dei vetri, mattoni e altre cose lasciate in giro, e pulito tutti. Perché lo avete fatto? Noi abbiamo a cuore la città, quindi siamo un giorno da una parte e un giorno dall'altra, a noi non importa, l'importante è ricambiare, rimodernare, riqualificare la nostra città, e lo facciamo con i mezzi che abbiamo a disposizione. Che avete bisogno? Avremmo bisogno magari di qualche rastrello in più, qualche zappa o qualche attrezzo meccanico, perché giustamente è anche un mezzo in realtà, perché siamo anche in difficoltà. Siamo appena nati da 2 annetti. Ad oggi l'associazione conta come iscritti una 50ina di persone. Però oggi, come vedete, abbiamo avuto la collaborazione della cooperativa sociale sanitaria Delfino, e ringraziamo anche il nostro sponsor Smile per aver comprato della vernice e quindi averci supportato in questo progetto. Oggi siamo una 50ina a lavorare, anche di più in realtà, forse anche 60. Cosa fate nella vita di solito? Io faccio lo studente, quindi studente universitario, ma c'è chi lavora, chi è in pensione, insomma abbiamo un po' tutte le età all'interno dell'associazione. Non vuole iscrivere, può benissimo venire a un evento, lo tesseriamo e si può unire tranquillamente a tutte le attività che facciamo. Lo aggiungeremo poi nel gruppo WhatsApp dove ci organizziamo, ci confrontiamo, vediamo, discutiamo su problematiche e cerchiamo sempre di risolvere. Fatti di carta, e questo è il titolo della mostra dell'artista Stefano Gallitano a cura dell'archeologa Viviana Caparelli, inaugurata a Ralmonte. Vediamo. Si è inaugurata ieri 25 ottobre la mostra d'arte di statue di cartapesta denominati Fatti di carta, con in mostra opere d'arte di Stefano Gallitano a cura dell'archeologa Viviana Caparelli a Realmonte presso la sede della Proloco in via Portella della Ginestra. All'evento hanno partecipato tra gli altri anche il nuovo sindaco della città Sabrina Lattuca, il responsabile della Proloco Realmontina, il professor Paolo Salemi, il poeta Francesco Riggio, il critico d'arte Giovanni Proietto. La mostra di Stefano Gallitano resterà aperta fino al prossimo 25 novembre ed è visitabile dietro appuntamento. Nell'opera di Stefano troviamo soprattutto la tridimensionalità, ma soprattutto c'è del pop, c'è del popolano, c'è anche del sacro, come ad esempio Santa Rosalia, San Calogero,
lo stesso Padre Pio, ci sono anche i nudi di donne femminili, ma ci sono anche temi legati alla famiglia, alla Sacra Famiglia, al legame tra nonno e nipote. A dire la verità non mi ci sento nemmeno di essere artista, però diciamo ho sempre amato l'arte, ho sempre amato vedere gli altri che facevano arte, e da piccolo già mi sono avvicinato a uno scultore, no? Uno scultore di Livona, Gerto Cammarata, e da lui ho iniziato a frequentare, diciamo, queste botteghe e a fare arte. Dunque, già in campagna elettorale abbiamo detto che per me la cultura è fondamentale, è alla base di una crescita vera di un territorio. La figura di Stefano Gallitano, io conosco Stefano da tantissimi anni e apprezzo il suo valore artistico. Sono vicina ad una delle sue creazioni che a me fa ricordare il concetto socratico di maternità e di come si partoriscono le idee, e quindi su una creazione del futuro attraverso le idee. La Prologo di Ramonte si occupa di sviluppo del territorio. Noi da anni abbiamo affidato il nostro sviluppo socioculturale ed economico alla cultura. Diciamo che il connubio fra cultura e bellezza del territorio è riuscito a fare la fortuna di Realmonte. Bene, questi nuovi lavori di Stefano, al di là del fatto creativo, della materia della cartapesta, di questa costruzione di un'ipotesi di popolo, di piazza, al di là di tutto questo, dicevo, quello che mi salta all'occhio e mi piace molto di questa mostra di Stefano è un fatto impropriamente concettuale, come lui dai fatti di cronaca, i giornali che raccoglie in giro, che macera, che distrugge fino a marcire, riesce da questa poltiglia malefica a rinascere in una bellezza strepitosa con le sue opere. Ecco, dal letame appunto nascono i fiori. Il Lions Club di Agrigento dona un canestro alla parrocchia di Favara, San Pietro e Paolo. Vediamo. Momento importante questo da parte del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, con la donazione di un canestro qui presso la chiesa Santissimi Apostoli Pietro e Paolo. In questo periodo i club di tutto il mondo sono chiamati ad esercitare grandi sfide, tra queste sfide è quello di donare gentilezza. Dice il governatore, ce l'ha detto durante l'apertura del suo anno sociale, di esercitare il servizio in umiltà, in generosità e in gentilezza, e ce lo comunica in tutte le i suoi incontri, ce lo comunica pure, ci invita a tutto questo il presidente internazionale Choi ad esercitare anche per un momento la gentilezza verso gli altri, perché serve a migliorare comunque la vita di ogni essere vivente. Ci ha invitato oggi Don Marco durante la messa alla quale abbiamo partecipato tutto lo staff, tutti i soci, ci ha invitato ad una grande scommessa, a quello ad amare di più, e oggi noi, in presenza di tutti i bambini che mostravano la felicità negli occhi, abbiamo voluto mostrare gentilezza, comunicare, condividere questa gentilezza con i bambini del quartiere, della chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, donando un canestro. Io penso che i gesti sono sempre gesti d'amore e lo guardo come tali, no? Pensare ai poveri, e in questo caso pensare invece ai giovani, ai bambini e ragazzi in questo tempo di pandemia è un gesto ancora più di sensibilità. Quindi certamente io, come parroco di una chiesa periferica dalla città di Favara, una chiesa bella ma allo stesso tempo difficile, sono contento che c'è stata una carezza. A me piace accogliere le carezze, e non per me, perché quelle carezze in fondo sono carezze che vengono date a questi bambini, a questi giovani che abitano questa terra, che devono stare qui perché lo devono cambiare con la loro dignità, con le regole sane e con una vita bella. Quindi certamente ringrazio tutta l'associazione per questo pensiero di una carezza d'atto d'amore. Grazie. Sport, calcio e risultati di eccellenza e promozione con Carmelo Lentini.
Con un gol di Cruciti la città novese supera il Licata e si posiziona in vetta alla classifica di Serie D Girone E. La Cireale si impone nel derby con il Biancavilla, mentre il Dattilo cede in casa con il San Luca. L'FC Messina di Pino Rigole supera i cugini della CR Messina con un calcio di rigore realizzato da Caballero, mentre il Paternò perde al cospetto del proprio pubblico per 0-2. Vittoria esterna del Marina di Ragusa, rinviate le gare del Città di Sant'Agata e Troina. In questa sesta giornata di campionato d'eccellenza il Girone A invece cambia la vetta della classifica. Il Canicattì cede infatti in casa al cospetto del Mazzara ed ora è raggiunta a quota 15 punti dalla stessa compagine mazzarese. Si rifà sotto in seconda posizione la San Gataldese che ha superato il Marineo, mentre ritorna al successo il Profavara, brillante contro il Misilmeri. Infine il Monreale ha superato la Folgore con il minimo scarto. Rinviate altre 4 gare per il Covid all'11 novembre e tra queste c'è anche l'Acragas che dovrà recuperare con il CUS Palermo. La compagine dei Templi si trova a 13 punti e con una eventuale vittoria balzerebbe in vetta alla classifica con 16 punti. Rinviate sempre a mercoledì 11 novembre Sciacca Nissa, Castellammare Parmonval, Marsala Casteltermini. Nel girone A di promozione, inaspettata sconfitta interna del Camarat, che cede con il Castelbuono e perde la vetta della graduatoria. Ne approfitta la Mazzarese che, superando con il minimo scarto il Casteldaccia, si affaccia ai vertici della classifica con 3 punti di vantaggio sulla stessa compagine della montagna. Non ha giocato infine il Raffadale che ha osservato un turno di riposo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.